L'emergenza Covid-19 comincia in Lombardia in piena notte, quando il test effettuato su un manager di 38 anni che abita a Codogno risulta positivo. È il primo caso ad essere accertato ed è gravissimo, ricoverato in terapia intensiva. È subito allarme. La situazione si aggrava e si aggiorna di ora in ora fino al bilancio dei contagiati nella regione, che nel pomeriggio arriva a 14. Di questi 5 sono operatori sanitari dell'ospedale di Codogno, dove il manager era andato a farsi visitare. C'è poi la moglie del 38enne ed un amico della coppia podista che ha un bar a Castiglione d'Adda, entrambi ricoverati al Sacco di Milano, dove nel pomeriggio vengono trasferiti anche altri 3 contagiati, 3 pensionati. Si cerca da subito il paziente zero, ovvero colui dal quale è partita la catena del contagio. Misure di emergenza nel frattempo vengono adottate. L'Italia è pronta. Noi avevamo preparato nei giorni scorsi un piano perché era evidente che questo che è accaduto potesse in qualche modo accadere. L'obiettivo essenziale che dobbiamo conseguire nelle prossime ore è esattamente circoscrivere quest'area, lavorare perché il virus possa essere trattenuto dentro una specifica area geografica. Nel tardo pomeriggio intanto è un'altra notizia di irrompere dal Veneto. Altri 2 casi vengono accertati a Padova, 2 persone anziane positive al primo test, di cui, dice il governatore Zaia, siamo in attesa di una conferma dallo Spallanzani. La situazione è fluida, altri casi sospetti sono in attesa di test. L'OMS esprime preoccupazione per i contagi senza legami certi con la Cina, uno scenario, spiegano gli esperti, che avevamo già previsto. Pertanto abbiamo adottato le misure che ci portano un po' più in alto rispetto a quelle che erano le misure precedenti, sia con la quarantena delle persone che sono state esposte a contatti diretti, che con l'isolamento fiduciario di chi torna da zone affette.